nei secoli immediatamente precedenti. Questo cambiamento nelle strutture abitative non avvenne solo in pochi siti, ma è testimoniato in molte zone della Sardegna. Adesso corrisponde un periodo di grande espansione economica. Cambiarono molte cose nell'isola. Cambiarono i luoghi di culto, come pure i riti delle sepolture. Cambia anche l'economia, che da agropastorale divenne prevalentemente mercantile e artigianale. Si diffuse la lavorazione dei metalli e numerosi sono i prodotti di importazione. È un momento di grande splendore, comunemente conosciuto come il periodo della produzione delle ben note figurine bronzee. È opinione di autori contemporanei che la civiltà dei nuragici si sia dunque modificata fortemente e continui fino a scontrarsi con gli eserciti punici e con i romani in seguito. Il mio parere è che invece la civiltà dei nuragici si fosse conclusa già prima dell'affermarsi della nuova espansione economica e sociale dell'età del ferro. A quest'epoca, infatti, non sembra possa ascriversi alcun nuraghe, ma anzi questi furono diffusamente danneggiati o smontati in buona parte. Anche le tombe dei giganti, le tombe dei nuragici, mostrano segni di demolizione per riutilizzi differenti. I nuragici, gli splendidi costruttori di nuraghi, non c'erano più. Le famose figurine bronzee che rappresentano guerrieri, capi tribù, sacerdotesse, madri addolorate e personaggi inquietanti, semitori e semi-uomini, semidivinità con 4 braccia e 4 occhi, rappresentano anche personaggi estranei a quel mondo. Sono fenici, cananei, egizi. Tutto porta a pensare ad una società composita, con apporti pan-mediterranei. La produzione artistica della prima età del ferro propone raffigurazioni di personaggi e di modellini dei nuraghi non come raffigurazioni del presente, ma come una realtà iconografica di un mondo mitologico che viene dalle tradizioni eroiche del passato. Invidiati dai greci, che attribuirono ingiustamente queste splendide costruzioni a Dedalo, i nuragici furono tanto grandi che meritarono di entrare nel mito. Dagli oggetti del ricordo mitologico ci viene la rappresentazione delle parti alte dei nuraghi, che al loro coronamento erano dotati di ballattoi, espansioni e spalti. Alla base dei crolli i mensoloni attestano la tendibilità dei modellini di nuraghe e accrescono il rimpianto per quanto non è giunto fino a noi. Rarissimi segni ancora in situ confermano quanto emerge dagli scavi archeologici e dai modelli di nuraghe. Le mensole del coronamento accrescevano l'agibilità degli spalti e delle torri, marcatamente nei nuraghi complessi, che nel tempo sembrano marcare un'attitudine alla ricerca di un maggiore potenziale difensivo. Il mito dei nuraghi, forse mai spento, ha ritrovato vigore nell'Ottocento e nel Novecento. Il crescente apporto degli studi contemporanei ha fatto credere a tanti autori che tutto fosse stato detto, che molti misteri fossero stati svelati. In realtà, lo studio strutturale delle architetture nuragiche è appena ai suoi albori e già il primo progredire della ricerca ancora una volta mette alla frusta la presunzione degli uomini. Tutti i misteri dei nuraghi devono ancora essere svelati.